Il TAR del Veneto ha deciso, respinta la richiesta di sospensiva urgente, il ricorso presentato dai legali della discoteca Storia di Santa Giustina in Colle sarà discusso a metà marzo in sede collegiale. Il provvedimento in questione era stato adottato lo scorso 13 febbraio dal questore di Padova Marco Dorisio, che dopo l'aggressione con pestaggio da parte di un gruppo di buttafuori del locale ai danni di un 19enne aveva disposto la chiusura dello Storia per 60 giorni ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Secondo quanto accertato dalla divisione amministrativa della questura, al giovane, arrivato nel locale domenica 1 febbraio intorno alle 3 di notte, sarebbero stati serviti alcolici anche dopo l'orario previsto, per essere poi spinto fuori dalla discoteca, dove era stato colpito con calci e pugni dalla security. Gli agenti hanno accertato inoltre che nel 2025 erano stati 5 gli interventi nel locale notturno di Santa Giustina in Colle per segnalazioni di percosse spinte da parte dei buttafuori. Da qui l'adozione del provvedimento di chiusura, il terzo per la discoteca Storia, sul quale a metà marzo si attende la decisione del TAR.